Siamo l'ultima regione che si è adeguata con questa legge, non abbiamo nessuna voglia di fare angherie contro qualcuno. Ho preso in mano la situazione, abbiamo fatto delle riunioni e diremo alle ATER, oltre a fare un provvedimento, diremo alle ATER di valutare le singole posizioni, però fino ad ora se da un lato c'è anche qualcuno che si è imbrigliato, si è inguaiato dentro una rete che non era la sua, penso a una signora di 88 anni, cito il caso, che aveva attribuito il reddito massimo perché mai ha presentato le carte e quindi d'ufficio qualcuno gli ha attribuito il reddito massimo come prevede la legge e lì il caso è stato risolto. Dall'altro ci sono anche casi, che è bene dirlo, nei quali troviamo che ci sono risparmi in banca da 700.000 a 1 milione di euro o pensioni che vanno oltre i 2.000 euro al mese e penso che sia ragionevole che con 14.000 persone che attendono di entrare nelle case ATER perché non hanno neanche gli occhi per piangere e non sono tutti immigrati perché sono 4.000 immigrati e 10.000 veneti, dico che alla luce di questo è bene dar spazio a chi ha diritto e meno spazio a chi lo ha avuto il diritto ma oggi non ce l'ha più. Però la casa ATER giustamente deve essere data a persone che ne hanno necessità.